Sesta corsa, cavalli di 5-6 anni sono in 8 al via dopo il ritiro del numero 4, 1 Aviondaghi, 2 Annina, 3 Aria dei Venti, 5 Zamora Fon, 6 Zdandros, seconda fila 7 Amore Stecca, 8 Al Pacino Treb, 9 Alessandro Bar. L'errore di Aviondaghi. Veloce Aria dei Venti sul numero 5 di Zamora Font, squalificato, che si accoda davanti a Dannina. Poi vediamo all'esterno il 6 di Zandros, ma Aria dei Venti è andata al comando e percorre i primi 200 metri in 14,7 con sempre in schiena Zamora Font, che ha preso la sua preziosa schiena davanti a Dannina. Poi vediamo spostare all'esterno Al Pacino Treb, andare in schiena Zandros. Intanto 29,2 i primi 400 metri con in vantaggio Aria dei Venti e Vincenzo Piscuoglio, che cerca di ridurre il ritmo in sulchi alla figlia di Ridi Cash, che arriva al paletto dei 600 in 44,7. Siamo al passaggio davanti alle tribune, si sono formate alle sue spalle più pariglie. Aria dei Venti, poi la pariglia formata da Zamora Font e Zandros, quella con Annina e Al Pacino Treb, poi Alessandro Bar. Giro in 58,8, mantiene il ritmo abbastanza sollecito Vincenzo Piscuoglio, con Aria dei Venti che arriva al chilometro passato in 1,13,7, retta di là con sempre tonico Zandros al suo esterno. Poi Zamora Font che stenta un po' a tenere il ritmo della battistrada. Nina è chiusa terza alla corda, retta di là passata in un veloce 14,1, ha preso un paio di lunghezze di vantaggio Aria dei Venti. Siamo a metà dell'ultima curva, fanno fatica gli altri a ricucire il gap, ci prova in terza ruota Al Pacino Treb, ultima curva passata in 14,6, retta d'arrivo Aria dei Venti, sembra padrona della situazione, allunga ancora Aria dei Venti e viene a vincere nettamente. La lotta è solo per il secondo posto, vince Aria dei Venti, mentre per il secondo Al Pacino Treb, al largo di tutti, probabilmente su Annina. 1,13 secco la media al chilometro per la figlia di Ridi Cash e Musica dei Venti. Per la scuderia Barbalbero il training di Alessio Di Basco, la guida di Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata al doppio in serata. Rivediamo la lotta per il secondo posto che ha premiato all'esterno Al Pacino Treb, ci sembra su Annina al terzo. Rivediamo qualche discussione dopo il palo. Al Pacino Treb sì, e Annina che coglie il terzo posto.